Ciao, oggi preparo la fregola fatta in casa. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro e acqua circa 800 ml con dentro 2 uova sbattute. L'acqua è tiepida e ho iniziato buttando a pioggia un po' di semola e il movimento della mano deve essere sempre questo: roteare con i polpastrelli e non fermarsi mai, e man mano buttare piccole quantità di liquido e continuare sempre a girare in base all'umidità della fregola, della semola. Man mano si aggiunge la semola. Se è molto umida si aggiunge semola, se inizia a diventare asciutta si aggiunge l'acqua. E man mano la fregola si forma. La fregola inizia a essere pronta. Man mano che si fa, bisogna scuotere il contenitore e portare in superficie quella più grossa, e si toglie così con le mani e si porta su una teglia da forno, perché la fregola si deve asciugare bene. Allora, i metodi di asciugatura sono due: una è quella di portarla al sole e farla asciugare al sole, la seconda è la tostatura. Io preferisco la tostatura perché comunque gli dà anche un gusto particolare. Adesso metterò in forno a 200 gradi e la farò tostare. Quando vediamo la fregola che inizia a colorarsi, allora è pronta. Poi si lascerà raffreddare e si può conservare per mesi. Continuiamo a preparare la fregola. Ho raccolto l'ultima fregola, quella più grossa. Adesso questa più sottile non la butto via,
La faccio asciugare bene e la conservo per la prossima volta, così ho l'inizio. E infatti in Sardegna questa parte qua si chiama sugu mensu, sarebbe l'inizio, e mi agevolerà moltissimo quando deciderò di prepararle ancora. La fregola fatta in casa è pronta, l'ho tostata, adesso la posso conservare nelle buste da congelatore, ben chiuse mi raccomando, per svariati mesi.